Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Immagini svegliarti la mattina per andare all'università. Ti prepari, fai colazione, controlli di avere tutto in borsa, cellulari, portafoglio, chiavi e spray al peperoncino. No, non stai andando in un vicolo buio alle 3 di notte, stai semplicemente per prendere l'autobus. Un gesto normale, quotidiano, ma in Sardegna nel 2025 per alcune ragazze questo è diventato un atto di coraggio. Lo sapevi che persino un viaggio su un autobus nella nostra isola può trasformarsi in un'esperienza di paura? Che ci sono giovani studentesse che devono calcolare dove sedersi per non essere molestate? Che devono pensarci 2 volte prima di indossare una gonna? Questa non è una storia che arriva da chissà dove. Sta succedendo adesso, qui, sulla tratta San Luri-Cagliari. E quello che ti racconterò oggi non è solo cronaca, ma è il sintomo di una malattia profonda che la nostra Sardegna ancora non riesce a curare: la violenza contro le donne. Resta con me, perché questa è una storia che riguarda tutti noi, e i numeri che ti mostrerò ti faranno capire la gravità della situazione. Ti lascio il video completo alla fine di questo short, nel caso tu fossi interessato o interessata a guardarlo. In ogni caso, grazie per il supporto, un abbraccio e stammi bene.